Allora, oggi siamo qui perché abbiamo una campagna nazionale della difesa e rafforzamento del pubblico. Le ragioni sono comprensibili a chiunque, basti pensare alla situazione della sanità, del trasporto pubblico e alla scuola. Ma siamo qui oggi soprattutto davanti alla Regione perché il Veneto è in una situazione dal punto di vista della diffusione del virus e degli effetti devastanti che produce nella struttura sanitaria, nelle RSA e per la mortalità che abbiamo avuto in questi giorni, sicuramente in un quadro di grande difficoltà. Siamo fortemente preoccupati. Chiediamo che siano fatti interventi da parte del governo o della regione di restrizioni maggiori per il contenimento del Covid, perché sappiamo che ci sarà una terza ondata. Se in questa terza ondata le strutture sanitarie pubbliche, le RSA, i lavoratori sanitari saranno nelle condizioni in cui si trovano oggi, se la Regione avrà questo livello di diffusione del virus, noi crediamo che ci troveremo di fronte a un disastro. Bisogna agire ora, subito.